È un argomento delicato, come sappiamo, e potrei adeguarmi a chi criminalizza il fenomeno con dei facili slogan. Potrei tirare le corde giuste per confermare le apprensioni di molti su questo problema, come fanno i politici politicanti. Ma non sarei una persona seria, un politico serio. Bisogna avere il coraggio delle proprie idee, sempre, naturalmente se sostenute da dati oggettivi. Non mi sembra che la criminalità in Friuli Venezia Giulia presenti emergenze per quanto riguarda la criminalità, tali da necessitare quell'intervento dell'esercito per la vigilanza attiva. Queste sono parole pronunciate giovedì 26 giugno a Trieste dal sottosegretario all'interno del governo Berlusconi, Francesco Nito Palma. E all'ora delle 2:01, o il rappresentante del governo è un incapace, è un irresponsabile, oppure tutto l'allarme criminalità che viene ogni giorno lanciato, soprattutto dalla Lega in Friuli Venezia Giulia, non è veritiera ed è voluta per creare strumentalmente il panico tra i cittadini. Lo stesso governo Berlusconi si contraddice su questo, grida al lupo, c'è un'emergenza criminalità e poi toglie 3,5 miliardi alle forze di polizia e all'esercito. A questo riguardo c'è una notizia recente che la polizia stradale di Belluno ha dovuto rivolgere un appello ai cittadini per trovare una mammita usata per l'auto di servizio perché gli erano rimasti in cassa solo 30 euro. Per fondi per la riparazione. Questo dovrebbe farci riflettere. Sempre dal Ministero degli Interni, sulle 110 province italiane, le 4 del Friuli Venezia Giulia sono nella bassa classifica nella pericolosità. Udine è al 56esimo posto, Pordenone al 73esimo, Trieste al 76esimo e Gorizia all'82esimo. Ma la paura c'è anche se il Censis ha ricordato che nel nostro paese ci sono più morti sul lavoro e sulle strade che omicidi. Ma purtroppo le morti nei cantieri, nelle fabbriche e sulle strade non destano allarme sociale. Ma riguardo alla sicurezza non posso esimermi dal trattare un argomento che è di grossa attualità. Lo schieramento dell'esercito sulle nostre città. Il generale Mario Buscemi, già comandante dell'operazione denominata Vespri Siciliani, ha affermato che il dislocamento di 3.000 soldati sul territorio nazionale è un atto simbolico. In Sicilia, ad esempio, nell'operazione Vespri Siciliani sono stati occupati 20.000 soldati ed operavano solo in quella regione, appunto la Sicilia. E la missione è durata 6 anni, dal 92 al 98. Invece questa missione, voluta dal governo Berlusconi, avrà 6 mesi di durata. Di questi 3.000 militari, 1.000 saranno impegnati nelle vigilanze di obiettivi sensibili, ambasciate ed altro. 1.000 per i centri di accoglienza per immigrati, 1.000 per pattugliare le strade della nostra città. È evidente che 1.000 soldati che pattugliano le grandi città potranno fare ben poco per aumentare la nostra sicurezza. Saranno come i famosi poliziotti di quartiere che pochi hanno visto. Perché i 1.000 soldati che dovranno presidiare il territorio durante tutte le 24 ore significa che saranno necessari 3 turni di servizio. Quindi saranno poco più di 300 militari in servizio effettivo a difendere la popolazione dai malviventi su tutto il territorio nazionale o sulle 10 città dove hanno intenzione di collocarli. Francamente, anche tralasciando il fatto che i militari a pattugliare le strade ricordano metodi usati in stati non molto democratici, questa scelta del governo mi sembra una boutade demagogica e populistica che non aggiunge nulla alla sicurezza della gente. Ritornando sull'immigrazione, sono il 17% i lavoratori migrati che vivono e pagano le tasse nella nostra regione. Questo sicuramente crea delle situazioni inedite da dover risolvere, ma dobbiamo anche essere fermi, dobbiamo trovare nuovi equilibri e con i nuovi arrivati, ma dobbiamo anche essere fermi nel reprimere chi delinque senza fare sconti. Ma nello stesso tempo è necessario avere bene in mente che questo fenomeno è irreversibile e quindi servono politiche di accoglienza per chi viene da noi per lavorare e vivere una vita degna di essere vissuta. Dobbiamo comunque rifiutare la politica della paura. Chiudo con Bertolt Brecht. Prima di tutto vennero a prendermi gli zingari e fui contento perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali e fui sollevato perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti e io non dissi niente perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me e non c'era rimasto nessuno a protestare. Erano gli anni del nazismo trionfante in Germania. È buio nel nostro paese, è calata la notte nella nostra Repubblica. Arrivederci a mercoledì prossimo.